dischetto, sta posizionando il pallone dagli 11 metri e sarà lui insomma a tentare di riportare la formazione di Mariotti direttamente sulla parità in apertura di ripresa. Vediamo, l'arbitro va a far controllare il pallone, evidentemente il vento lo sposta dal dischetto. Come detto prima, una giornata davvero incredibile, con un vento dimestrale che spazza via anche l'intera gallura. Comunque si è visto un buon calcio nonostante le difficoltà. Vediamo adesso, veramente non è facile far rimanere fermo il pallone, così come era accaduto anche nel corso del primo tempo con il tiro dal dischetto di Molino nella stessa area di rigore. Adesso il Carbonia deve cercare di battere e niente da fare, insomma non si riesce a fermare il pallone. Il Cappari, vediamo, sta cercando assolutamente di trovare l'equilibrio giusto dal dischetto, e proprio lui, il bomber minerario, pronto alla battuta. Ancora una volta deve andare a posizionare il pallone, davvero incredibile, mai vista una cosa del genere. Un giocatore non riesce a posizionare il pallone perché il vento lo sposta. Adesso pare tutto pronto. Cappari contro Altumi, prende la rincorsa Cappari, conclusione, il gol del pareggio del Carbonia con Cappari. È stato freddissimo, tiro raso terra, Fittipalo, festeggia i giocatori bianco-blu.